Gulic diceva che ci sono novità rispetto anche ai progetti che avete fatto, che state appunto portando avanti. Sì, nell'ambito proprio delle tecnologie satellitari, adesso proprio grazie alla spinta anche di Friuli Innovazione in questo senso, verso metà fine ottobre si inaugurerà il primo laboratorio di analisi satellitari per il Friuli Venezia Giulia, cioè vuol dire un centro di eccellenza, un centro all'interno del quale si promuoverà non solo l'informazione ma anche le applicazioni connesse a questo tipo di tecnologie, anche perché c'è necessità di far conoscere realmente cosa si può fare con il satellite, con le immagini satellitari. Ed inoltre ovviamente agganciandoci a questo il Marinelli è stato così gentile da proporsi come nostro collaboratore per l'anno scolastico in corso per portare avanti 2 classi con le quali approfondire queste stesse tecnologie e farli lavorare operativamente sul territorio con queste tecnologie in modo tale da far conoscere. Adesso la